Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, tanti sapori antichi della tradizione ma anche nuovi in questa trasmissione e cominciamo dall'asparago, l'asparago di Badoere che sta per compiere 50 anni, il 9 aprile vi ricordiamo grande festa con artisti e soprattutto ristoratori in quel di Badoere, ma intanto andiamo a vedere questo servizio sulla bontà nutrizionale di questo prodotto. Un asparago che fa la storia, un asparago che fa bene alla salute. Nell'anno che celebra i 50 anni della mostra a lui dedicata, l'asparago di Badoere IGP mette in mostra anche le sue proprietà salutistiche. Unico asparago veneto prodotto nelle tipologie bianca e verde, il pregiato ortaggio di Badoere, noto per le sue proprietà diuretiche e depurative, vanta infatti numerosi valori nutrizionali che ne fanno il prodotto di stagione ideale per una dieta sana. L'asparago, in particolare sia il verde che il bianco, sono asparagi che oltre a soddisfare il palato fanno anche bene alla salute, per citare alcuni aspetti: ricchi di sali minerali, calcio, potassio, ma particolarmente ricchi anche di sostanze ad azione antiossidante. Una a caso, la vitamina C. Gli asparagi contengono metà della vitamina C dell'arancio, che è considerato il frutto importante, principe per quanto riguarda questo parametro. Qualità presentate nel corso di un convegno organizzato dal Consorzio di tutela dell'asparago di Badoere IGP nell'ambito del programma di avvicinamento al cinquantenario della mostra. Un'occasione anche per sottolineare come le proprietà degli asparagi veneti siano superiori alla media. Da un progetto che abbiamo fatto finanziato dalla Regione Veneto abbiamo comparato la qualità nutrizionale degli asparagi veneti in confronto ai dati che normalmente si considerano dal punto di vista nutrizionale, e appare che gli asparagi locali hanno un qualcosa in più, una marcia in più rispetto a quello che normalmente si pensa e si considera. Per cui più vitamina C, più calcio, abbiamo approfondito le conoscenze per quanto riguarda la parte di antiossidanti che non venivano mai considerate e che invece nell'asparago compaiono su livelli mediamente buoni. Una buona notizia dunque per cominciare bene l'annata dell'asparago di Badoere IGP, che proprio in questi giorni sta dando i suoi primi frutti. Effettivamente mancherebbe una pioggerellina, ma noi agricoltori siamo sempre troppo esigenti. Arriverà. Comunque abbiamo visto che magari sotto a 30-40 cm di profondità e l'asparago ci pesca volentieri. C'è abbastanza umidità, quindi pensiamo in una buona stagione. E intanto, in attesa di celebrare la tradizione locale con i 50 anni della mostra dell'asparago, i produttori dell'area del Badoere fanno i conti con un prodotto che dopo l'ottenimento del marchio IGP nel 2010 ha continuato a crescere in termini di redditività, ma anche di richiesta da parte dei consumatori di tutta Italia. I nostri produttori stanno dando molto da fare e per assurdo è insufficiente il prodotto certificato rispetto a quelle che sono le richieste del mercato. Pertanto anche con questo convegno cerchiamo di spronare i produttori ad aderire al consorzio e certificare, perché anche economicamente è dimostrato come il prodotto certificato abbia una valenza superiore al prodotto non certificato. L'agricoltura nel nostro territorio è fatta di vino, e questo lo si sa, è fatta di radicchio, ma comincia ad essere valido anche il discorso dell'asparago come una cultura alternativa e cultura da reddito. Bene, vi ricordiamo quindi 9 aprile, grande festeggiamento per i 50 anni della mostra dell'asparago, aperta a tutti, grande ristorazione, grandi artisti.